Concorso letterario artistico. Mettiti alla prova. Hai talento? Dimostralo in una di queste categorie, edite e inedite. Poesie, racconti, narrativa, saggi, pittura, scultura, artigianato artistico, fotografia, fumetto, testi teatrali, monologhi e performance di gruppo, cortometraggi. Scegli il tuo tema. Sotto lo stesso cielo Lagopesole. Focus su inclusione, sport e temi sociali. Sotto lo stesso cielo Melfi. Storia, Federico II e visione di modernità. Non c'è tempo da perdere. Scadenza bando. 31 maggio 2026. Premiazione, 11-12 luglio 2026. Bando completo su www.officinamediterranea.org. Info line 393 559 7118 sotto lo stesso cielo @officinamediterranea.org. Partecipa, scrivi, lascia il segno. Buonasera amiche e amici di Officina Mediterranea, ben trovati alla puntata numero 128 di La Storia e Memoria. Stasera ci occuperemo della seconda parte degli artisti napolitani in Spagna. Prima di mandare la sigla e di chiedervi di ritrovarci nuovamente qui, vi invito ancora una volta ad aderire ai vari concorsi di Officina Mediterranea. Mi raccomando, siate numerosi, anche per questa volta, per la terza volta, avrò l'onore di far parte della giuria e sarà un piacere leggervi o rileggervi. Detto questo, ci vediamo tra pochissimo e chiedo di inviare la sigla. A tra poco. Rieccoci, ben ritrovati e benvenuto a chiunque si fosse collegato in questo momento. Bene, noi andremo a ripercorrere questa sera un'importante carrellata di artisti tra musicisti, scultori, pittori di patria napolitana, quindi non solo nati in modo specifico a Napoli, ma anche nelle terre del sud. Dunque, ricordiamo che nel Settecento Carlo di Borbone, che era re di Napoli, aveva avviato una Napoli proficua da un punto di vista culturale, da un punto di vista artistico e inevitabilmente si era poi verificato un interscambio tra la corte di Napoli e la corte di Madrid. Come voi sapete, però il 6 ottobre del 1759 Carlo deve rientrare in Spagna perché il suo fratellastro Ferdinando VI è morto senza aver lasciato degli eredi e quindi insieme a sua moglie Maria Amalia di Sassonia deve riprendere la via della terra natia e porta con sé una mole di lavori artistici che aveva commissionato a Napoli. Quindi si verifica tra la corte di Napoli e Madrid un vero crocevia di artisti, ancora di più in questo momento in cui Carlo rientra in Spagna per diventare Carlo III, il re. Dunque,
come abbiamo già visto la scorsa volta, se c'è un elemento culturale, artistico che incanta gli spagnoli è quello del presepe. Abbiamo visto che uno dei presepi più antichi della Spagna si trova nelle isole Baleari, che è diventato oggi un vero simbolo identitario della tradizione natalizia. Dunque anche Carlo in questo non fa eccezione, perché comincia a commissionare a Napoli la realizzazione di un presepe che dagli spagnoli viene chiamato Belén del Príncipe, cioè il presepe del principe. Era per suo figlio, il futuro Carlo IV. Però quando Carlo rientra in Spagna, dalla corte di Madrid continua a commissionare dei pezzi di presepe a Napoli, che attraverso il viaggio raggiungono la nuova corte, la nuova patria. Allora, io ho preparato un contributo, chiedo a Donato cortesemente di poterlo, eccolo, condividere, grazie. Allora, rivediamo ancora il soggetto della discussione di stasera, artisti napoletani in Spagna, seconda parte, e io chiederei di passare alla slide successiva, ecco, dove andiamo a ribadire che nel corso del Settecento si verifica proprio una stretta di mano ancor di più tra Napoli e Madrid. Pittori, scultori e compositori trovano a Madrid una piena realizzazione. Quindi ecco che nasce una sintesi culturale molto molto peculiare, che unisce ancor di più la tradizione spagnola con quella partenopea. Allora, nella slide successiva noi andiamo al dunque. Matteo Bottiglieri è un grande scultore che già si era distinto a Napoli per aver collaborato ad alcune guglie importanti che fanno parte proprio della storia, del patrimonio napoletano, ma Matteo Bottiglieri o Bottigliero, su questo c'è qualche perplessità, che è nato a Salerno, in provincia di Salerno, a Castiglione dei Genovesi, si distingue anche per essere un fine esecutore di teste e arti in porcellana dei pastori del presepe. E chiaramente si utilizza la porcellana perché è una materia nobile, degna di un presepe del principe. Solitamente i pastori, anche quelli che affollano il mio presepe di casa, sono di terracotta. Chiaramente un re dovrà anche avere dei pastori lussuosi, e quindi ecco che Mario Bottiglieri si distingue per i tratti dei volti dei pastori, per la finezza e per il marcato realismo delle espressioni. Non a caso le espressioni dei magi o di una vergine saranno sicuramente più fine, più particolareggiata rispetto a quella dei pastori, oppure del popolo che appunto secondo la tradizione napoletana vanno a colorire le scene anche del presepe del principe, che è a tutt'oggi molto molto apprezzato dagli spagnoli. Dunque queste statuine però sono anche vestite con dei tessuti pregiati, molto raffinati, e hanno dei corpi snodabili, quindi è come fossero delle moderne Barbie, quindi veramente una manifattura eccezionale, e anche questo crea un lusso condiviso tra Napoli e Madrid. Nella slide successiva noi andremo a vedere
poche immagini, certo, perché è difficile poter contenere tutte le immagini di questo presepe straordinario. Come voi stessi potete notare, la natività è riccamente decorata, sontuosamente abbigliata, e invece alla parte destra le scene popolari sono sicuramente più realistiche, più adeguate, e infatti la maestria di Mario Bottiglieri è quello di rendere realistico il presepe, quindi ogni scena rappresenta realisticamente il personaggio. Allora, detto questo, adesso passeremo invece ad un musicista che tutti apprezziamo e che tutti amiamo. Nella slide successiva, ecco, cominciamo a introdurre Domenico Scarlatti. Domenico Scarlatti è il figlio del celeberrimo Alessandro, che ad un già famoso, chiaramente, viene chiamato alla corte di Re Giovanni V del Portogallo. Re Giovanni V del Portogallo aveva una figlia, Barbara di Braganza, che poi, sposando Ferdinando VI di Spagna, diventerà regina di Spagna. Barbara di Braganza era una principessa colta e quindi non poteva sicuramente escludere nella sua educazione di corte l'aspetto musicale. Infatti la principessa stessa era un'abile esecutrice di brani, era una raffinata musicista. Quando Domenico Scarlatti arrivò alla corte di Giovanni V del Portogallo, impartì lezioni alla principessa. Nel momento in cui Barbara di Braganza sposò Ferdinando VI, andò a Madrid e il suo maestro la seguì. E quindi qui veramente ebbe l'importanza che meritava, il successo che gli era dovuto, e complessivamente Domenico Scarlatti ha composto oltre 555 sonate per clavicembalo. E che cosa ha di particolare in questo contesto? Che riesce Domenico Scarlatti ad assorbire la musica e i ritmi popolari spagnoli. Quindi composizioni come la jota aragonese, oppure alcune cadenze del flamenco, le danze popolari andaluse, vengono assorbite nelle nuove composizioni di Domenico Scarlatti, che è capace di dialogare con l'anima più profonda della Spagna e quindi di dare alla sua musica sicuramente un nuovo aspetto, un nuovo colore. Quindi in questo senso possiamo dire che la musica di Domenico Scarlatti è ispano-napoletana. Ricordiamo che Domenico Scarlatti poi morì a Madrid, quindi trascorse veramente una buona parte della sua vita a Madrid, riverito e onorato come meritava. Allora, nella slide successiva, vedi, ecco, andiamo a ripetere quanto detto, aggiungendo il ritratto di Barbara di Braganza e il ritratto dello sfortunato marito Ferdinando VI. Dico sfortunato perché ad un certo punto, senza aver avuto eredi, Ferdinando VI morì. E fu per questo motivo che nel 1759 Carlo, il fratellastro, che stava a Napoli, che regnava felicemente a Napoli, fu richiamato in patria. Fu richiamato in patria e quindi lasciò a Napoli un bambino di 8 anni che sarà il futuro Ferdinando, il re Ferdinando, o come dicevano i napoletani, il re Nasone.
Su questo bisogna precisare che Ferdinando VI era fratello di Carlo da parte di padre, ma avevano due madri differenti. Ferdinando VI era il figlio di Maria Luisa di Savoia, invece Carlo era figlio di Elisabetta Farnese. E quindi anche nel momento del rientro di Carlo in Spagna trova comunque una corte vivacemente colta da un punto di vista musicale. Allora, detto questo, io passerei poi ad un pittore straordinario che ritroviamo nella slide successiva. Allora, Corrado Giaquinto è un napolitano, è nato a Molfetta nel 1703 e rappresenta uno dei casi più emblematici di artista che raggiunge veramente una grande consacrazione alla corte di Madrid. Lui sarà nominato pittore di corte di Madrid e fu chiamato qui nella seconda metà del Settecento e arrivò a dirigere anche l'Accademia Reale delle Belle Arti di San Fernando e riuscì ad esercitare un'influenza duratura e profonda sulla pittura spagnola. Basti dire, con questo ho detto veramente tutto, che influenzò moltissimo Goya, Francisco Goya, che è uno dei maestri della pittura spagnola e direi non solo. Lo stile di Giaquinto è perfettamente aderente ai canoni del Rococò, è raffinato, ha un uso eccellente dei colori e per il dinamismo delle figure ritratte. E fu incaricato di affrescare gli ambienti del Palazzo Reale di Madrid e veramente con molta eleganza e maestria riusciva anche nella narrazione sacra, in composizioni di grande effetto. Molti sono gli affreschi dipinti di Corrado Giaquinto. Chiaramente non era possibile condividerli tutti, però questo che io ho scelto per dare un'idea di quello che stiamo dicendo è un affresco straordinario che si trova al Prado, Religione protetta dalla Spagna del 1750. Chiaramente questo è un'opera celebrativa della monarchia spagnola che, come sappiamo, utilizzava la religione come instrumentum regni. La monarchia si avvale della potenza della religione per poter maggiormente esercitare il proprio controllo. E questo tanto alla corte di Madrid quanto alla corte di Napoli. E direi che non soltanto il re Carlo, non soltanto la famiglia dei Borbone, ma anche ancor prima i viceré. Quindi, come dire, è storia antica e consolidata, direi. Altrettanto importante, e lo vediamo nella slide successiva, è il contributo di Giuseppe Bonito. Di Giuseppe Bonito ci sono delle tele straordinarie al Museo di Capodimonte e non solo, però delle testimonianze di grande eleganza, di grande maestria, le troviamo anche in Spagna e quindi questo per tutti, secondo me molto bello, è il ritratto della regina Amalia Maria di Sassonia. Non ha soltanto ritratto la regina, Giuseppe Bonito ritrasse anche il re Carlo III e in generale i nobili che accompagnarono l'uscita dei sovrani da Napoli a Madrid. Molto interessanti sono anche i ritratti che Bonito eseguì onorando l'arrivo della delegazione turca a Napoli
e quindi vediamo questi ritratti straordinari dei turchi a Napoli, questi turchi che poi hanno ispirato quella serie di pastori orientali che in ogni presepe napoletano appaiono in bella mostra. Invece molto suggestivi sono anche i quadri che noi li possiamo vedere nella slide successiva, quadri che sono opera di Luis Meléndez. Allora, Luis Meléndez è un caso che merita una riflessione, come dire, approfondita. Luis Meléndez, come si vede, ha un nome e cognome spagnolo. Pur essendo nato a Napoli, però proveniva da una famiglia di pittori spagnoli, quindi ecco, si conferma ancora di più questo continuo andirivieni tra Napoli e Madrid, perché ricordiamo che anche molti artisti spagnoli sono stati a Napoli e hanno lasciato delle testimonianze preziosissime. Luis Meléndez però è un pittore specializzato nelle nature morte, ma sono nature morte molto particolari perché sono estremamente realistiche e poi si distinguono veramente nel realismo accentuato dei materiali, degli oggetti che accompagnano i cibi. Allora, per quanto riguarda la rappresentazione dei cibi, è un omaggio alla ricchezza delle tavole imbandite dei reali e quindi un omaggio alla tavola spagnola. Vengono rappresentati i frutti nei loro minimi dettagli, quindi non sempre necessariamente belli e perfetti, ma realistici. Invece per quanto riguarda la luce e la materia, c'è una gestione sapiente di luce che valorizza il cibo rappresentato, ma anche ad esempio il secondo quadro che noi vediamo, anche se forse è un po' piccino, io ho provato a condividere il possibile, vediamo questa brocca che sembra davvero molto lucida, sembra reale, sembra vera e quindi questa è una maestria che consente alla sua tecnica pittorica di conferire una raffinatezza, una lucidità veramente senza eguali. La maggior parte delle opere di Luis Meléndez si possono ammirare al Prado, che riconosce all'artista il vertice assoluto del genere della natura morta. Luis Meléndez però non fu molto fortunato, lui cercò quasi per tutta la vita di essere riconosciuto come pittore di corte, però purtroppo non ci riuscì mai, anzi morì anche in povertà e un po' dimenticato da tutti. Successivamente è stato ancor di più valorizzato e degnamente direi. Io sono incantata personalmente dalla rappresentazione dei limoni. Sembrano davvero reali. Bene, detto questo, grazie Giuseppe, mi fai i complimenti, grazie mille. Allora, con questo abbiamo brevemente accennato e quindi possiamo anche avviarci ad un sunto complessivo. Quindi abbiamo ammirato l'arte di Bottiglieri che ha veramente reso degno di tale nome il Belen del principe, cioè il presepe del principe. Poi Scarlatti con la sua musica rende
sapientemente delle composizioni ispano-napoletane e quindi sapendo interpretare l'anima più profonda della Spagna, quindi la jota aragonese, il flamenco, le danze popolari, incorporandole però alla sua maestria e comunque ad una musica colta estremamente. Giaquinto invece ci allieta, ci meraviglia con le sue rappresentazioni celebrative della monarchia spagnola e soprattutto riguarda le narrazioni sacre. Invece Giuseppe Bonito, il pittore della corte, realizza delle rappresentazioni sui reali innanzitutto, sui nobili e anche su quegli avvenimenti che hanno reso dei personaggi molto particolari e che quindi hanno in qualche modo poi arricchito la corte napoletana e quindi anche quella spagnola, come il caso della rappresentanza turca a Napoli. Per ultimo, ma non di importanza solo per un criterio cronologico, Luis Meléndez porta ai massimi livelli la rappresentazione delle nature morte tra Napoli e Spagna. Bene, con questo si conclude questa nostra discussione. Io ho letto di sfuggita qualche domanda e sarei lieta anche di rispondere dove possibile. Grazie a Carmine che fa dei complimenti. Quanto hanno influenzato gli artisti napoletani la cultura musicale e teatrale della Spagna tra il Settecento e l'Ottocento? Molto l'hanno influenzata anche per quanto riguarda il teatro, ma questo poi è ancora un argomento che meriterebbe un lungo discorso. Per quanto riguarda la musica, lo abbiamo visto poc'anzi, per non parlare poi della pittura, anche un pilastro della pittura spagnola come Goya è stato influenzato da un artista napolitano. Ciao Tiziana, esiste ancora oggi in Spagna qualche traccia evidente della tradizione artistica napoletana? Sì, ancora oggi dei maestri presepisti napoletani vanno in Spagna per dare testimonianza della loro bravura. E tempo fa leggevo di una signora che, andata in pensione, aveva trovato un grande interesse e piacere nel realizzare un presepe secondo i canoni napoletani. Ciao Gabriele, c'è qualcos'altro di laico non clericale, oltre che il classico presepe nella stessa epoca storica delle cose risalenti dello stesso periodo storico di laico non clericale? Allora Gabriele, sì, il fatto che la musica di Scarlatti sia stata arricchita dalla musica popolare spagnola testimonia proprio che non è soltanto la religione a essere veicolo di arricchimento tra le due civiltà. Poi aggiungo anche che il presepe non deve soltanto essere considerato come espressione di religiosità, che per carità è quello in primis. Comunque uno scultore che dà il suo contributo per la realizzazione di questi pastori sta dando un contributo artistico, che poi i soggetti siano religiosi, però un visino oppure parti del corpo sono universali, quindi sono anche laiche se vogliamo. Ciao Michele, ricordo il meraviglioso presepe del Settecento presso la Certosa di San Martino, un vero e maestoso capolavoro dell'arte presepiale a Napoli. Sì, sì. E come ho già detto la volta precedente, proprio alcune maestranze che avevano realizzato un presepe molto importante nella Certosa di San Martino, molto probabilmente sono state ingaggiate per realizzare un presepe che poi viaggiò in Spagna, e non solo quello comunque.
Ciao Anna, grazie anche per me, è un piacere essere ritornata qui. Grazie mille, grazie a tutti. L'Andalusia, un altro luogo dove c'è molta storia, sì, è vero Gabriele, è vero, c'è molta storia e anche molta modernità in un mondo classico. Che cosa si può dire su Gioacchino Murat che era dello stesso periodo storico? Sì, però lui è francese, tanto è vero che lui ha messo in fuga gli spagnoli Borbone, quindi insomma c'è da dire questo in questo contesto. Quanto contavano le corti reali spagnole nella diffusione degli artisti provenienti da Napoli. All'epoca tanto, Valentina, ciao e grazie della tua interessante domanda, tanto perché comunque la corte spagnola tra le corti di Europa non era una corte ai margini, era molto importante, quindi tanto, tanto. Bene, allora, Carmine, molto interessante la proposta di oggi fatta. Ah, grazie, grazie mille. Bene, gradevole ascolto. Grazie Michele, va bene. Io credo che un'altra domandina, gli artisti napoletani venivano accolti in Spagna come stranieri o quasi come parte della stessa cultura mediterranea? Allora, all'inizio, soprattutto dai colleghi spagnoli, erano visti come un po' degli intrusi, però poi dopo, come abbiamo potuto vedere concretamente, anche un giovane Goya che è spagnolo si fa piacevolmente influenzare da un napolitano. Qual era il rapporto tra Napoli e Madrid dal punto di vista artistico e culturale durante il dominio spagnolo? Ciao Corrado, e di collaborazione. Io per questo parlo di cultura ispano-napolitana, perché non solo gli spagnoli operavano a Napoli, ma anche il contrario. Secondo lei oggi esiste ancora uno scambio culturale forte tra Napoli e Spagna oppure quel ponte si è perso nel tempo? Dunque, per quel che vedo, il rapporto c'è ancora ed è testimoniato dagli scrittori spagnoli che vengono a presentare qui a Napoli dei libri ambientati nella Napoli, per esempio aragonese. C'è il Defonso Falcones, che io l'ho citato più volte perché mi piace molto, è venuto a presentare qui il suo libro ambientato proprio nel momento in cui Alfonso entra in Spagna, ma ci sono anche spagnoli che hanno fotografato degli scorci della città. No, c'è ancora, secondo me, secondo la mia opinione, un rapporto tra Napoli e Spagna. Ricordo che l'ambasciatore spagnolo aveva detto non si può spiegare Napoli senza la Spagna, come non si può spiegare la Spagna senza Napoli. Sono state strette a lungo, hanno collaborato e poi anche come temperamento, non siamo poi così diversi, insomma. Se dovesse scegliere un solo artista napoletano che rappresenta meglio il legame storico tra Napoli e la Spagna, chi sceglierebbe e perché? Federico, ciao, grazie. Io non ne sceglierei solo uno, ma più di uno. Allora, Scarlatti è una fusione musicalmente, quindi la rappresenta e come. Però eh, anche il moderno Falcones, che nel 2025 pubblica un libro ambientato nella Napoli aragonese, per me una testimonianza tangibile della sussistenza di questo legame che a mio avviso non si è spezzato ancora. Io stessa ho studiato spagnolo perché sento un interesse particolare, quindi anche io sono testimonianza della sopravvivenza di questo legame tra la cultura spagnola e napoletana. Bene, detto questo, io vi ringrazio per le domande molto interessanti e spero di aver risposto
adeguatamente. Vi ringrazio per avermi seguito, grazie mille, un saluto anche ad Enrico Fagnano che mi dà sempre questa opportunità, oltre a Donato Rinaldi ovviamente, e ringrazio anche Daniele per avermi aiutato nella realizzazione del PowerPoint. Grazie a tutti ed un arrivederci a presto.